tragedie della strada in meno di 24 ore, oggi 2 vittime in sella alle moto nel Trevigiano, la scorsa notte un anziano in auto nel Vicentino, ieri sera un 70enne travolto nel Padovano da una vettura condotta da un automobilista ubriaco. Momenti di panico stamattina sul passante di Mestre, un'auto che viaggiava contromano ha fatto immediatamente scattare le misure di sicurezza, il conducente ha fatto perdere le sue tracce. Violenta lite tra ubriachi davanti a un bar di Montebelluna, uno degli uomini coinvolti va a casa e torna con una pistola sparando 3 colpi, ferito un 30enne. L'incendio di un'auto parcheggiata nel garage di un condominio fa scattare l'allarme a Marcone, edificio invaso dal fumo, 40 inquilini evacuati. Nei giorni in cui si ricorda un anno dalla tempesta Vaia, il racconto del sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che si recò a Rocca Pietore come volontario per dare una mano in mezzo al fango. E la memoria della tempesta Vaia, protagonista anche dell'edizione numero 42 di Arredamont a Longarone, in fiera un'installazione che fa rivivere ai visitatori le forti emozioni di un anno fa. Oggetti di scena, foto e locandine dell'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore di Venezia e Mestre, un'inaugurazione diffusa nel nome di Giuseppe Verdi, quella della stagione di quest'anno. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque lo avete sentito, addirittura 4 vittime delle strade in pochissime ore nella nostra regione. Partiamo dalla giornata tragica, quella di oggi, sulle strade della Marca trevigiana, a perdere la vita in 2 diversi incidenti a Mareno di Piave e Fossalunga di Vedelago, 2 motociclisti. Un'auto che svolta a sinistra per entrare in un cancello, la moto che sopraggiunge da dietro e centra la vettura all'altezza della portiera del conducente. L'impatto è violentissimo e non lascia scampo al Centauro. È morto così poco prima di mezzogiorno Cesare Raccanelli, 53 anni, di Vazzola. L'incidente in via Verri a Mareno di Piave, all'altezza dei magazzini Zorzetto, nei pressi della palestra. L'auto, una Peugeot 207, condotta da una 38enne del posto, procedeva da Conegliano verso Vazzola quando ha iniziato a svoltare. È sopraggiunta la moto, un Honda Hornet, forse in fase di sorpasso. Il motociclista non è riuscito ad evitare lo scontro. Nell'urto il 53enne è stato sbalzato a terra una trentina di metri più avanti, morendo praticamente sul colpo. La moto ha terminato la corsa sul marciapiede a bordo strada. Il botto è stato così violento da far uscire di casa i residenti. Ho sentito solo e basta. Ho sentito il colpo e sono uscito. A vedere. Ho sentito la signora che mi ha chiamato e mi ha detto guarda che è successo un incidente e basta. È scappato il morto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 53enne e la polizia locale del Coneglianese per i rilievi. Cesare Raccanelli era molto conosciuto a Vazzola e Santa Lucia di Piave per la sua attività nel mondo del volontariato. 2 ore più tardi, un'altra tragedia, vittima ancora un motociclista. L'incidente è accaduto a Fossalunga di Vedelago, in viale Trieste. A perdere la vita Mauro Cavallin, 44 anni, abitava poco lontano. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli inquirenti. Dai primi accertamenti pare che l'uomo abbia perso il controllo della moto finendo contro un muretto di recinzione. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Cavallin, titolare di una ditta di montaggio di serramenti e mobili, era molto noto a Fossalunga. Tutti lo ricordano come un gran bravo ragazzo, grande lavoratore. Lascia la compagna, i genitori Angelo e Maria Teresa, il fratello Luca e la sorella Elisa. Erano 2 settantenni invece le vittime degli incidenti della serata e della nottata. Andiamo a Sossano, dove un 71enne è uscito di strada con la sua macchina e ha perso la vita. Era nella sua auto ribaltata nel fossato lungo la provinciale Berico Euganea. A notare la potente Alfa 75 in via Monticelli a Sossano intorno alle 2 di sabato un automobilista di passaggio che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e il SUEM. Nell'auto è stato notato il corpo di una persona inerme, liberata immediatamente dalle lamiere. Per lui non c'era più nulla da fare. L'uomo, un 71enne residente a Sossano, non ce l'aveva fatta a reggere i traumi multipli dovuti allo schianto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
Ed è invece risultato positivo all'alcol test il 58enne di Bagnoli di Sopra che ieri sera ha travolto e ucciso con l'auto il 72enne Giovanni Maran, investito sulle strisce pedonali mentre andava a teatro. Il tragico sinistro verso le 21:15, il 72enne che abitava in zona Pontecorvo stava recandosi allo spettacolo al Teatro Goldoni in piazza Unità d'Italia. Improvvisamente è stato investito dalla Mercedes condotta dal 58enne che non è riuscito a evitare l'impatto malgrado il pedone fosse sulle strisce. Solo dopo il violento urto alcuni spettatori sono usciti dal teatro per cercare di capire cosa fosse successo. La procura ha aperto a suo carico un fascicolo per omicidio stradale. E restiamo in strada, sulle strade, perché ci sono stati momenti di forte preoccupazione questa mattina sul passante di Mestre. Un'auto che viaggiava contromano ha fatto immediatamente scattare le misure di sicurezza. Probabilmente si è accorto dell'errore, ha effettuato un'inversione e ripreso il corretto senso di marcia, perché di lui si sono perse le tracce, ma l'ingresso di un veicolo contromano sul passante di Mestre ha fatto comunque e subito attivare le procedure operative d'emergenza tra i caselli di Martellago, Scorzè e Spinea in direzione Milano. Dopo le segnalazioni degli altri automobilisti, mentre i display chiedevano di mantenere libera la corsia di sinistra, presumibilmente utilizzata dal veicolo contromano, i mezzi degli ausiliari della viabilità rallentavano il traffico con modalità simili alle safety car e accompagnavano gli automobilisti fino al casello d'uscita. L'intervento è stato gestito assieme alla Polizia Stradale di Mestre che ha pattugliato il tratto interessato e segue le indagini del caso. A Montebelluna nel Trevigiano invece si è conclusa con 3 colpi di pistola esplosi da un quarantenne, la discussione scatenata in un bar di Contea, a rimanere ferito a un piede il giovane che si era messo in mezzo per sedare il litigio. Io ho sentito 2 colpi di pistola, proprio rimbombanti, e dopo un po' di casino, urla. Una lite al bar, come possono essercene tante il venerdì sera, ma quello che sembrava un bisticcio finito lì verso mezzanotte al bar Sport da Rosetta in via Contea nell'omonima frazione di Montebelluna è presto degenerato e uno dei protagonisti, un giostraio quarantenne, è ritornato un'ora dopo armato di pistola, esplodendo 3 colpi a terra, uno dei quali di rimbalzo ha ferito al piede il 32enne intervenuto per dividere i 2 rivali. Il quarantenne appunto è un ragazzo di appena 23 anni, tutti italiani. Dopo un po' è arrivata l'ambulanza, carabinieri, e da come ho sentito parlato hanno colpito sul piede un signore, insomma, ecco. Non una discussione tra ubriachi, sapeva bene quello che faceva, dice un'altra testimone. È tornato indietro rabbioso contro il giovane che era intervenuto. Lo ha insultato e ha impugnato la pistola. Per puro caso il 32enne non è rimasto ferito gravemente dai colpi sparati senza troppi riguardi. Il proiettile lo ha raggiunto di striscio, ferendolo al piede solo superficialmente. I carabinieri intervenuti sul posto hanno denunciato il quarantenne, già con alcuni precedenti alle spalle, per lesioni e porto abusivo di armi, anche se la pistola non è stata rinvenuta. Paura ieri sera a Marcon per l'incendio di un'auto parcheggiata nel garage di un condominio di via Mattei. Evacuate nella notte 40 famiglie. È stato tutto così veloce. Prima si sono sentiti dei botti e sembravano come petardi, e poi questi botti erano sempre più forti. Ho pensato solo di uscire e di andare fuori, perché io ho l'appartamento sopra e al garage dove è successo. Ho pensato solo di andare fuori e basta, con i bambini andare fuori, basta. Hanno temuto il peggio molti dei condomini residenti al Civico 46 di via Mattei a Marcon, quando venerdì sera, poco dopo la mezzanotte, è scoppiato un incendio. A prendere fuoco un'auto parcheggiata in garage. In pochissimo tempo, dalle grate che ora sono circoscritte del garage, ha iniziato a uscire un fortissimo odore di fumo, una nube nera, e si sono iniziate a vedere le fiamme. È stato uno dei condomini, appena rientrato a casa, a capire cosa stava accadendo, notando le fiamme dalla finestra del suo appartamento. Ero in bagno prima di andare a letto e mi sono accorto del fumo e ho aperto la finestra, ho visto le fiamme e come si dice, e poi ho avvertito tutti i condomini e tutti sono corsi giù. 40 famiglie sono fuggite fuori nel cuore della notte in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con 6 automezzi e 15 operatori.
Siamo usciti tutti quanti di corsa, tutti in strada qua fino alle 4 del mattino. Le operazioni di spegnimento sono terminate verso le 5 e i condomini nel frattempo sono potuti rientrare nei loro appartamenti. La mattina i vigili del fuoco sono tornati sul posto per completare l'intervento. Oltre al veicolo hanno subito danni il solaio del garage e l'impianto elettrico comune della rimessa. Ancora sconosciute le cause. Sanità, Veneto al top nella classifica nazionale sulla capacità delle regioni di assicurare i livelli essenziali di assistenza ai propri cittadini. La classifica ufficiale, pubblicata in queste ore con decine di indicatori ministeriali nelle 3 aree di indagine, ospedale, distretto e prevenzione, vede al primo posto il Veneto con 222 punti su un massimo raggiungibile di 225, seguito da Toscana ed Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria. In fondo alla classifica la Calabria, preceduta da Sicilia e Campania. I numeri sono incontrovertibili, il commento del governatore Luca Zaia e i dati ufficiali testimoniano quanto vado ripetendo da anni: anche senza l'autonomia e a parità di fondi assegnati dal Fondo Sanitario Nazionale esistono già 2 Italia, una gestita con virtuosità e una piena di sprechi e cattivi servizi per i cittadini. Chi sostiene quindi che l'autonomia creerebbe un'Italia di serie A e di serie B dice una bugia facilmente smentibile. Italia Viva esordisce in Veneto. Il primo incontro del neonato partito di Matteo Renzi si è svolto a Mestre, aperto ai delusi dai partiti attuali. Italia Viva ha già raccolto in regione più di 500.000 di adesioni. Mestre ospita la prima presentazione di Italia Viva in Veneto. Il nuovo soggetto politico, fondato da Matteo Renzi alla fine di settembre, inizia la sua attività a livello locale con l'obiettivo dichiarato di coinvolgere quei settori della società del Nord-Est che non si sentono rappresentati dagli attuali partiti. Quello di Mestre si propone come il primo di una serie di incontri da replicare in tutte le province della regione. Le nostre iniziative sono sempre molto partecipate, lo vedete anche qui a Mestre, ma lo sono state in tutti i luoghi. Lo è stata la Leopolda, dove c'è stato un boom di presenze, ma soprattutto un boom di idee, tante persone che vengono perché hanno qualcosa da dire e vogliono trovare la possibilità di portare un contributo. Io credo che questo sia il compito principale di un partito, trasformare poi le idee in fatti concreti. Nelle prime 48 ore di tesseramento ad Italia Viva si sono contate 500 iscrizioni online arrivate dal Veneto, in quella che viene definita una casa aperta a chi desidera offrire le proprie competenze, si tratti di amministratori pubblici o di neofiti della politica, e che elettoralmente intende essere attrattiva in un'area che si estende dal PD a Forza Italia e ad altri partiti di centro. Quello che vogliamo offrire ai veneziani e ai veneti è qualcosa di nuovo, un progetto a lungo termine che non guardi al domani ma ben più avanti, se possibile ai prossimi 10 anni, in questo Veneto che da troppi anni è fermo e immobilizzato. Incominciamo a parlare anche di imprese, di innovazione, di famiglie, di ambiente, dopo soprattutto alcuni disastri ambientali che hanno purtroppo caratterizzato la nostra regione. Vogliamo uscire dagli schemi e parlare a tutti dei temi che veramente interessano ai veneti. Penso a tutto il popolo delle partite IVA. Dobbiamo trovare una soluzione perché sappiamo benissimo cosa significa in un territorio come il Nord-Est parlare di questo argomento. Dobbiamo sicuramente trovare il modo di non mettere nuove tasse e invece di puntare sugli investimenti. Ora a Padova con un progetto destinato a lasciare il segno in città e che entra nel vivo. Cittadini, associazioni e aziende hanno potuto aderire all'iniziativa del Comune Padova 02 con uno scopo preciso: costruire 8 foreste contro lo smog. Vediamo. Entra nel vivo il progetto di riforestazione urbana Padova O2. In futuro nella città del Santo saranno create 8 nuove foreste contro lo smog, aree verdi dove troveranno spazio fino a 10.000 alberi, zone abbandonate e inutilizzate, ora riqualificate per una funzione ambientale. Nell'inverno scorso le polveri sottili hanno sforato i limiti consentiti un giorno su 2 e già nel mese di marzo si è superato il limite annuale di giorni sopra la soglia di sicurezza indicato dalla legge. Questi alberi contribuiranno a migliorare la qualità dell'aria, come in questo parco in via Bigolino a Mortise, dove cresceranno 1.000.000 di piante, o nel bosco di Altichiero in zona Troncomorto, dove sono già state piantumate altre 2.500 piante. È da tanto tempo che lavoriamo a questo progetto
e ci siamo, un progetto anche un po' rivoluzionario si diceva, i primi boschi urbani a Padova, polmoni verdi, Padova deve diventare più verde e qui proprio nasceranno e cresceranno e ci prenderemo cura di boschi urbani che ridanno una funzione ad aree che magari non ce l'avevano, e la funzione è quella prima di tutto ambientale, perché qui si va veramente a pulire la nostra aria, a catturare PM10, CO2 e anche a ricreare biodiversità. Al progetto hanno aderito molti padovani che hanno adottato in totale 4.200 alberi. Grazie al loro contributo le piante potranno crescere ed essere curate. Ho deciso di regalare l'albero a mio nipote che compiva gli anni, perché pensavo che fosse un regalo che non dura solo il giorno del compleanno, ma potesse essere un regalo per il futuro. I cittadini inoltre, che recandosi per 3 volte presso le stazioni ecologiche della città e differenziando correttamente i rifiuti, avranno in cambio una pianta in regalo. Il meccanismo è molto semplice, il cittadino che aderisce, che si reca presso i nostri centri raccolta, dà l'adesione, quindi ad ogni entrata gli diamo un piccolo bollino, al terzo bollino l'azienda, Cegas APS Amaga, si impegna a piantare un albero. Querce, pallon di maggio e nocciolo, i nuovi alberi piantati sono di 3 specie, opportunamente scelti per le loro funzioni positive per l'ambiente. Qui l'obiettivo è quello di catturare PM10, catturare CO2 e insonorizzare le zone urbane dal traffico. L'acero campestre è considerato uno degli alberi migliori per la cattura di PM10. 3 alberi di queste foreste che stiamo realizzando in centro città catturano la CO2 emessa da un'auto nel corso di un anno, o 6 alberi catturano il PM10 emesso da un'auto nel corso di un anno. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma torneremo parlando proprio anche di alberi. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto, dei telegiornali di Antenna 3. Nei giorni in cui si ricorda un anno dalla tempesta Vaia che devastò la montagna, la testimonianza del sindaco di Oderzo Maria Scardellato, che si recò a Rocca Pietore come volontaria per dare una mano. Una scelta che allora sorprese innanzitutto il collega primo cittadino del comune colpito. Questo albergo aveva delle zone interrate e lì ne era entrato una quantità spropositata di fango. Il grosso lo avevano già portato via, quindi noi abbiamo fatto un lavoro di finitura, abbiamo grattato un po' i muri dove era rimasto tutto lo sporco dei muri e poi abbiamo tolto un po' di fango, per esempio sotto dalle cucine dispenser, anche la sauna c'era ancora i resti di tutto sto fango, quindi abbiamo semplicemente pulito. Niente di straordinario. Guanti, stivali e voglia di dare una mano, prima come cittadina e veneta che come sindaco. Lei, Maria Scardellato, si schermisce e dice niente di straordinario, ma un anno fa, a pochi giorni da Vaia, c'era anche lei a presentarsi con alcuni cittadini della sua Oderzo nel comune simbolo della devastazione, Rocca Pietore. E il sindaco di quel paese ci rimase di sasso. Lo racconta lui stesso nel documentario sulla tempesta Vaia che la nostra emittente manderà in onda nell'anniversario del disastro. Si è presentata con 3 amiche con i guanti di gomma in municipio, ha detto senza neanche dire chi era, dateci qualcosa da fare. Queste signore le abbiamo messe in un albergo, in una cantina di un albergo a Bosco Verde a pulire quello che si poteva pulire. Per dire quanto anche un sindaco di una città importante come Oderzo si sia dedicato al nostro territorio. Abbiamo dato una mano a finire di sistemare, ma loro avevano già fatto tantissimo. Simbolo di un Veneto che si mosse unito per i comuni colpiti e non solo andando a spalare fango. Sono molto orgogliosa, dice Scardellato, di quanto fatto a Oderzo quando tutte le manifestazioni di Natale furono organizzate per devolvere aiuti e fondi. Abbiamo raccolto 62.000 euro, che è una cifra veramente consistente, tutto grazie a volontariato. Giorni difficili da dimenticare. La cosa tristissima era proprio vedere gli alberi per terra rotti come stuzzicadenti, era una cosa tremenda da vedere. Ma anche il ricordo di una popolazione che fin da subito si era rialzata e voleva reagire, riuscendo anche a sorridere. Dentro al bar dove siamo entrati a bere un caffè, per esempio, era già tutto sistemato e il proprietario di questo bar mi ha detto che avevano già pulito. Io ho detto: come ha fatto a pulire tutto? Mi ha detto che era appena arrivata l'acqua calda. Ho detto: come ha fatto a pulire tutto? E lui mi ha risposto: con l'acqua fredda ho pulito. E
e quindi loro si erano già dati molto da fare, avevano già sistemato parecchio. E così al sindaco che armato di guanti e stivali andò a pulire dal fango un albergo resta un desiderio. Vorremmo tornare anche magari così a fare un giro, una cena turistica, perché è quello che loro chiedono, venite su e come dico, noi vogliamo che riparta il nostro turismo, la nostra accoglienza e quindi poter riprendere la nostra attività e quindi sì, dovremmo proprio organizzare una cena, una giornata, una gita a Rocca Pietre. Il ricordo della tempesta Vaia, protagonista anche dell'edizione numero 42 di Arredamont. In fiera anche un'installazione che fa rivivere ai visitatori le forti emozioni di un anno fa. In quella notte ho vissuto un dramma perché ero impotente, avrei voluto uscire e dare una mano ai miei alberi, invece purtroppo chiusi in casa, hai potuto solamente guardare attraverso le finestre. Merino Mattiuzzi vive a Zoppé Cadore, ama definirsi il custode del bosco. Sua l'idea di portare ad Arredamont l'installazione dedicata a Vaia che, stimolando viste e udito, fa rivivere le emozioni della drammatica notte del 29 ottobre 2018. È giusto non dimenticare che serva di monito che dobbiamo amare e rispettare i boschi molto di più, perché un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi. E nel segno di Vaia che Arredamont ha aperto i battenti a Longarone, 160 espositori, molti provenienti dal Bellunese, altrettanti dalle regioni italiane, da 4 paesi dell'Unione Europea, che i territori devastati dal maltempo ha teso una mano. Sono qua anche per portare il mio supporto a tutti gli espositori, a questa fiera internazionale, a tutti quegli espositori che credono ancora in questa grande fiera nonostante quello che è successo l'anno scorso. E devo dire che c'è un po' anche di emozione a inaugurare quest'anno Arredamont, perché veramente il pensiero va allo scorso anno, quando poi 2 giorni dopo quello che accade, era di lunedì, mercoledì, incontrai tutti gli espositori della fiera per tenerli un po' tranquilli, perché purtroppo devo dire erano state giornate dove purtroppo qui non è più venuto nessuno. Per questo Arredamont quest'anno ha un valore particolare che esalta la storia dell'esposizione e quella dell'ente fiera, punto di riferimento straordinario e volano per l'economia. La fiera Arredamont è una fiera che è diventata così importante anche nel sentire della gente, delle persone, che ha resistito nonostante la Vaia, e quindi noi possiamo dire quest'anno che è la 42esima edizione, che tutto va benissimo per fortuna. Dalla montagna ci spostiamo alla laguna, oggetti di scena, foto e locandine dell'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore di Venezia e di Mestre. È una inaugurazione diffusa nel nome di Giuseppe Verdi, quella della stagione di quest'anno. Tra il 1844 e il 1857 il Gran Teatro La Fenice di Venezia ospitò ben 5 prime assolute di Giuseppe Verdi, a testimonianza dello stretto rapporto che legò uno dei più importanti compositori di opere liriche ad uno dei più importanti teatri di opere liriche e alla sua città. Un rapporto che si rinnova e si amplia con la nuova stagione lirica e di balletto, non solo perché questa si aprirà il 24 novembre proprio con un'opera tra le più complesse e monumentali di Verdi, il Don Carlo, ma anche perché in un certo senso l'opera esce dal teatro, portando oggetti di scena, foto e locandine provenienti dall'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore di Venezia e di Mestre. Delle piccole esposizioni di materiale sul Don Carlo. Siamo molto lieti che questa iniziativa possa partire e speriamo anzi contiamo di poterla ripetere anche in futuro. Quello che vogliamo fare è andare il più possibile incontro alla gente, e il luogo dell'opera è sempre un luogo di incontro, e qualunque luogo dove si discuta anche dell'opera diventa un luogo di piacevolissimo incontro. Il progetto La Fenice in Piazza rappresenta la prima volta che l'inaugurazione della stagione esce dai luoghi abituali per coinvolgere Venezia e Mestre in sinergia con i commercianti del distretto del commercio di Mestre e l'associazione Piazza San Marco. Ci sarà la possibilità di, andando in giro per la Piazza San Marco e per l'area Marciana, via 22 marzo, tra i soci quindi dell'associazione, di poter vedere le vetrofanie, la locandina dell'archivio storico, e anche sono stati organizzati degli appuntamenti che verranno accolti all'interno dei caffè di Piazza San Marco e di alcuni alberghi sempre dell'associazione. Siamo speranzosi che questa non sia solo la prima di altre collaborazioni, perché il Teatro La Fenice si riappropri anche della sua piazza, della piazza di Venezia. Vi ricordo Lancetti
mette dell'orologio indietro di un'ora questa notte, quando ci sarà il passaggio all'ora solare. L'ora solare scatterà esattamente alle 3, quando torneranno a essere le 2 di notte. Dormiremo quindi un'ora in più e da domani in poi il sole tramonterà un'ora prima. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al meteo. Domenica di bel tempo, sarà una giornata piuttosto gradevole, ancora con temperature ben oltre la media del periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo occasionali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento ovunque con il passare delle ore. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 7 e i 13 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo condizioni anche qui di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambierà la situazione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.